Signori, io sono senza parole e devo ammettere che guardando i nomi possiamo dire che la Juventus ha uno degli attacchi più forti della Serie A. Any live, perché sennò mettete pure any live, perché sennò si pigliano con la Serie A, quindi attenzione. Voglio, come lì scema ha fatto una signora squadra a Tudor e io l'ho detto e continuerò a ribadirlo che il campionato ci sono 4 squadre che se lo giocheranno: Napoli, Inter, Milan e Juventus. Conte non parla a vanvera, Conte lo sa che la Juventus potrebbe essere, e secondo me lo sarà, una delle rivelazioni della Serie A. Io al terzo posto ci metto la Juventus, ma ora con questo attacco qui, signori, io penso che possano lottare tranquillamente a mani basse. Poi bisognerà vedere, a netto degli infortuni, perché Zegrova, che l'ha preso la Juventus, trattativa con il Napoli 2 anni fa, anche quest'anno sembrava, va alla Juventus. Opendà, il Milan, il Napoli, lo prende la Juventus. Signori, la Juve in queste ultime ore, in quest'ultimo giorno di calciomercato, va a chiudere 2 operazioni che secondo me servivano a questa Juventus, ma soprattutto che portano qualità all'attacco juventino. Innanzitutto giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Riavvolgiamo un attimo di 24 ore il filo della Serie A, perché si era giocata Genova-Juventus 0-1, Dusan, Vlahovic. Quando io vi dico che alcuni, non tutti per l'amor di Dio, tifosi juventini minacciavano Vlahovic di tenerlo in tribuna, di mandarlo a quel paese, ora state salendo tutti sul carro di Dusan Vlahovic. Io vi ho sempre detto che Vlahovic con l'allenatore giusto, con delle condizioni giuste, perché Vlahovic l'anno scorso non aveva rivali in quel ruolo, quindi era tranquillo, tranquillissimo del posto da titolare. Quest'anno con Jonathan David se lo deve sudare il posto, e io la mia già l'ho detta e l'ho detta anche a molti amici juventini: nel giro di 2 mesi Vlahovic sarà l'attaccante di questa squadra. Se lo mangia David, ma se lo mangia a colazione, tranquillamente se lo mangia. Poi questa è una mia opinione, giusta, sbagliata che sia, ma se io mi vado a leggere l'attacco che ha la Juventus, è coperta in tutti i ruoli, a sinistra, al centro e a destra, cosa che l'anno scorso non lo era. Signori, mettiamo Coensensau dal primo minuto, mettiamo questa formazione dal primo minuto, questo tridente lì davanti: Coensensau, David, Yildiz. David al centro, Coensensau sulla sinistra o sulla destra, è uguale, tanto per lui non c'è problema. Yildiz destra o sinistra, per lui non c'è nessun problema. Si infortuna facendo corna Jonathan David, abbiamo Vlahovic. Vlahovic può ricoprire quel ruolo, ma attenzione, perché passando a 2 anche Yildiz può ricoprire il ruolo di Jonathan David. Torna preciso, voglio. Zegrova, Vlahovic, Opendà sarebbero le seconde scelte. Non lo so, ma io Zegrova lo vedo da titolare in questa Juventus, non lo so, io la butto lì. Secondo me Zegrova, a parte gli infortuni, che nell'ultimo anno ha saltato 283 giorni per infortunio, è un rischio sì, ma è un rischio che la Juventus si prende, ma che se questo riesce a inserirsi nel contesto Juventus, nel contesto Serie A, potrebbe far girare la testa a molti difensori proprio della Serie A. E attenzione, perché dall'altro lato ci metti Opendà, diciamolo con l'accento sulla A, che da noia, pure questo è bello forte. Leggo la Gazzetta dello Sport e Luis Opendà, 25 anni dell'Ipsia, il nuovo centravanti della Juventus, dopo che nella tarda serata di ieri è definitivamente saltato l'affare con il PSG per Randal Kolo Muani. Attenzione, perché se non erro dovrebbe andare al Tottenham Kolo Muani. Con un blitz il DC bianconero ha chiuso per il Berra
proprio per il belga, atterrato alle Linate poco prima delle 11 e ha raggiunto Torino un'ora dopo aver svolto le visite mediche. Valutato dai tedeschi circa 40 milioni, l'attaccante dovrebbe arrivare in bianconero in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per lui un contratto di 4 anni da 4 milioni di euro all'anno. Attenzione, perché qui stiamo facendo, la Juventus ha creato un incredibile attacco, perché ragazzi, Vlahovic ad oggi io lo vedo titolarissimo di questa squadra, poi voi mi potete dire no ma Vlahovic di qua di là, ragazzi, se Vlahovic entro fine anno, io te la butto lì, se Vlahovic a fine anno ti butta dentro quei 15-16 gol, ragazzi, tu lo vendi a una cifra molto di più a quei 30 milioni, 25 milioni che la Juventus chiedeva in questo momento. Lo vendi, ma lo vendi alla stragrande. Anzi, io sono uno di quelli che vi ho sempre detto, ma perché il Napoli non va su Vlahovic? Poi mi sono fatto due domande, ho detto 12 milioni di euro l'anno sono tantissimi, il Napoli non glieli può dare, arriva a 6 che erano quelli che era stato, così lo dicevano Pedulà, alcuni giornalisti juventini, offerti a Vlahovic dal Milan, e sembrava che Vlahovic avesse detto sì alla proposta del Milan a 6 milioni di euro l'anno. Secondo me è stata una grande cagata, diciamo così, però queste erano le notizie. Intanto Zegrova accolto al G-Medical, c'è grande entusiasmo anche su Zegrova. Ragazzi, qui la Juventus si appresta ad essere una delle pretendenti con questo attacco qui, perché trovatemi un attacco più forte in Serie A. Vogliamo vedere l'attacco del Milan? Kunku, Leao, Pulisic. C'è Gimenez in attacco, poi tolti Leao e Pulisic, che fa il Milan? Chi c'ha? L'Inter, Lautaro, Thuram, Pio Esposito, e poi abbiamo Bonni. Napoli, Lucca, Højlund, Lukaku ce lo mettiamo anche se è infortunato, va bene, ti metto Politano, Neres, poi ti posso mettere Noah Lang. Ragazzi, se il Napoli andava a prendere Lookman, ti dico, il Napoli se la può giocare, ma attualmente che io leggo con Sensao, David, Yildiz, Zegrova, Vlahovic, Openda, io non lo so, ma questo a mani basse è il miglior attacco della Serie A. Poi bisognerà vedere le statistiche, chi farà più gol, ma quello conta poco, perché anche con l'1-0 ti porti a casa la partita, come l'ha fatto la Juventus, come l'ha fatto il Napoli, come il Milan ha vinto con un gol di scarto, e ti porti a casa la partita di 3 punti. Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre comunque Forza Napoli, del vostro Neapolis 1926. Questi nel giro di poche ore chiudono Zegrova, chiudono Pendà, e attenzione perché il calciomercato non è finito, per il Napoli è finito in entrata, ma ne parleremo più tardi, non vi preoccupate. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo attacco della Juventus. Ciao!